Come cambia il Veneto e a quale velocità gira il motore economico, sociale e finanziario del Nord-Est? Un primo spunto ce lo fornisce il professor Paolo Gubitta, economista d'impresa dell'Università di Padova. In questo primo scorcio di XXI secolo sono 4 i fatti che hanno cambiato la geografia delle competenze per fare impresa. Nel 2011 in Germania è stato coniato il termine Industria 4.0, che ha dato avvio alla trasformazione digitale di molti processi aziendali che adesso sono diventati irreversibili. Nel 2015 l'ONU ha presentato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che ha introdotto nelle imprese il tema della sostenibilità, intesa non solo come inquinare meno, ma anche come riprogettazione dei processi decisionali, adozione di politiche del personale ispirate all'inclusione e un rinnovato rapporto tra impresa, comunità e società che prende il nome di stakeholder engagement. Nel 2020 un fenomeno incontrollabile, imprevedibile, fulmineo e paralizzante, la pandemia da Covid-19, ci ha fatto scoprire fragili e ha reso evidente l'importanza di una competenza che prende il nome di resilienza, ovvero la capacità di far fronte agli shock esterni, di adattare l'operare dell'impresa e di riprogettare progetti di sviluppo sostenibile. Nel 2021, prima il fenomeno delle grandi dimissioni e poi quello delle grandi scelte, ci hanno reso consapevoli che le persone hanno rivisto il rapporto tra sé e il lavoro, dando più peso alla conciliazione tra lavoro e vita privata. Fare impresa non sarà più come prima. I 4 fenomeni citati reclamano nuovi stili di direzione e una nuova geografia delle competenze.